È la 10ª giornata del campionato Under 17 regionale al Despar Stadium. Le nostre telecamere, nella figura di Andrea Stanni, sono pronte a raccontarvi di Città di Messina contro Tirrenia Calcio. Da una parte la formazione di mister Giuseppe Cosimini, che ha trovato la vittoria, che ha ritrovato la vittoria nell'ultimo turno per 2-1 contro la Ionia Calcio di Bosto, dopo i due stop per 0-0 contro Camaro e Giardini. Dall'altra parte la formazione di mister Russo, la Tirrenia, fanalino di coda di questo girone C. Grazie all'uso delle nostre grafiche stiamo vedendo i 22 che scenderanno in campo. Il Città di Messina si schiera con Fodi, Roberto Maiorana, Puleio, Benuti, Trimboli, Panetta, Nicola Maiorana, Maceli, Spuria, Corso e Motta. L'ingresso in campo delle due squadre: in maglia bianca inserti giallorossi il Città di Messina, tenuta rosso-blu per la Tirrenia. Il Città di Messina deve respingere gli attacchi del Camaro, che nella giornata di sabato ha battuto per 3-1 la Villafranca Messana. In questo momento è al primo posto in classifica, solo una vittoria per i giallorossi per tornare ad essere capolisti del girone. Si può partire con il film del primo tempo, che si apre subito con un'offensiva da parte del Città di Messina. C'è un cross dentro, la conclusione da parte di Simone Spuria che viene deviata. L'azione poi prosegue e ancora il Città con il cross sul secondo palo verso Motta, che stoppa il pallone, prova ad andare sull'esterno, viene atterrato così dal difensore della Tirrenia, e allora ci sarà il calcio di rigore per il Città di Messina, che può cercare di portarsi in vantaggio. Samuel Corso al punto di battuta di Paola lo ipnotizza e si resta sullo 0-0. Il pallone entra, ma è fallo in attacco per il Città di Messina, tutto fermo al Despar Stadium. Si prende la scena l'estremo difensore della Tirrenia, ma è ancora il Città ad attaccare. C'è un cross dalla destra, il pallone colpito di testa così da parte di Motta, che è bravo a schiacciare, non riesce però a imprimere la giusta potenza al pallone. Ancora il Città che spreca tante occasioni a inizio gara, qui però recupera il pallone in area di rigore con il proprio numero 4 Venuti, che mette dentro ancora una volta. La conclusione da parte di Simone Spuria viene messa in calcio d'angolo dal corner che ne segue. Motta entra in area di rigore, mettere dentro la sfera dove c'è Panetta, ancora Panetta, e il gol del vantaggio. Il Città di Messina riesce a sbloccarla al Despar Stadium con il proprio difensore Panetta, festeggia così verso le nostre telecamere. A breve vedremo l'esultanza da parte di Michele Panetta, dedicata al preparatore atletico Alessio Loduca. È 1-0 al Despar Stadium quando la Tirrenia prova a confezionare la prima offensiva. Calcio di punizione totalmente fuori dalla portata dello specchio, difeso da Fodi. Nuovamente il Città in avanti, i giallorossi provano a chiudere definitivamente la partita. La conclusione però finisce qui ancora una volta sull'esterno, calciata da Corso, recupera però il pallone un immenso Antonino Venuti che entra in area di rigore. Ancora Venuti che riesce a prendere il fondo, mettere dentro, pallone che viene deviato da Di Paola e finisce in out. Ma è un monologo del Città di Messina che continua ad attaccare. Pallone alto calciato da Simone Spuria, il bomber del Città di Messina che non riesce più a trovare la via della rete. Manca ormai da troppo tempo il gol e ancora il Città in avanti con la conclusione centrale che viene ben parata da Di Paola in due tempi. Ancora Simone Spuria, poi l'azione dalla destra, pallone dentro per Spuria che colpisce così, pallone deviato in calcio d'angolo. Continua il Città a rendersi pericoloso, allontana la palla la Tirrenia e finisce anche il primo tempo 1-0 al Despar Stadium. Il Città di Messina sta avendo la meglio sui parità della Tirrenia grazie alla rete siglata da Michele Panetta, il marcatore che non ti aspetti. Cosimini può iniziare a sorridere, c'è però tutto il secondo tempo da giocare e inizia col Città di Messina che si rende subito pericoloso. Calcio di punizione da parte di Motta, il pallone viene colpito così di testa. Di Paola in presa centrale sull'ennesimo tentativo da parte di Simone Spuria. Qui invece è Guglielmo, il neo entrato, al posto di Maiorana a cercare il gol del raddoppio. Entra Junior ed esce Venuti, prova a cambiare qualcosa a mister Cosimini quando è Corso che prende il pallone, va con il mancino Samuel Corso e trova il gol del 2-0. Ancora il Città di Messina, Samuel Corso riscatta l'errore dal dischetto della prima frazione e trova il gol che chiude anticipatamente i giochi. E 2-0 per il Città di Messina, non pervenuta la Tirrenia fino a questo momento. Minuto 16, esce Puleio e dentro Pugliafido quando c'è un calcio di punizione per la formazione rosso-blu con Ben Karim, ma è Fodi a recuperare la sfera. Calcio di punizione dall'altra parte anche per il Città di Messina con Samuel Corso. Di Paola deve metterci una pezza per evitare il gol del triplice vantaggio. Esce Roberto Maiorana ed entra Cucinotta e questo è il cambio di mister Cosimini quando arriva la conclusione alta da parte di Maurelio Maceli. Siamo al minuto 30 e c'è ancora un'occasione per il Città con Samuel Corso che prova in questo pallonetto, pallone però alto sopra la traversa. Al 35esimo una mole di azioni prodotte dal Città di Messina trova il gol del 3-0, palla dentro di Maurelio Maceli, arriva la doppietta
doppietta per Samuel Corso e arriva il gol che va a mettere definitivamente in ghiaccio il risultato. Siamo sul 3-0, il Città di Messina adesso dilaga al Despar Stadium, doppietta per Samuel Corso. Quando arriva il doppio cambio per il Città di Messina escono Motta e Panetta, dentro Spanò e Battiato. Simone Spuria si guadagna nel frattempo il calcio di rigore e andrà proprio lui a batterlo per cercare di scongiurare questo grande digiuno, e lo fa. Simone Spuria è tornato, il principe dei bomber che dagli 11 metri non sbaglia, batte Di Paola e fa 4-0 per il Città di Messina al 41esimo. Ancora la formazione giallorossa, il pallone dentro, sbanda la difesa della Tirrenia, bellissima qui la giocata che vale il 5-0 da parte di Guglielmo, il baby bomber al secondo gol in maglia under 17. Grande giocata qui e Piattone a battere Di Paola. Finisce anche la partita, la manita del Città di Messina sulla Tirrenia e arriva il triplice fischio del direttore di gara. La formazione giallorossa scaccia i fantasmi del Camaro, vince e torna al primo posto con una gara in più rispetto alla formazione nero-verde. Ancora all'ultimo posto la Tirrenia. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.